Dal recente congresso provinciale dell'UDC è stata ufficializzata, soprattutto dal senatore D'Alia e senza ricorrere alle primarie, la candidatura a sindaco di Agrigento dell'uscente Marco Zambuto. Adesso si lavora per la costituzione del terzo polo in provincia e, a quanto sembra, la missione potrebbe riuscire in pieno. Non sono infatti passate inosservate al congresso dell'UDC le presenze in prima fila tra gli altri di Messana e Adragna del Partito Democratico e di Piero Marchetta dell'MPA. Potrebbero infatti essere questi partiti ad appoggiare Marco Zambuto alle prossime elezioni comunali. Noi siamo alleati del PD, ma ci sembra, ad esempio come per la vicenda di Palermo, che il PD non sia alleato nostro. Anche questo è un tema che abbiamo posto sul tavolo regionale e che ci porterà da qui a dicembre a trovare una soluzione anche per il governo politico della regione, perché, come è noto, così com'è a noi non piace. Coerenza, noi lavoriamo a questo progetto, è chiaro che il tempo ci vuole, la pazienza anche, ma noi siamo pazienti e abbiamo tempo per convincere della bontà delle nostre idee. Marco Zambuto è favorevole alla nascita del terzo polo ad Agrigento. Più è larga l'alleanza, maggiore la percentuale di vittoria, soprattutto al primo turno, senza passare per il ballottaggio, afferma il sindaco. È comunque un Zambuto molto ottimista per il futuro e fiducioso di poter continuare a governare Agrigento. Quale sarà il suo ruolo all'interno dell'UDC? Ma guardi, è il ruolo di un militante, di uno che ha sempre creduto all'impegno politico e ha creduto all'impegno politico nel segno della tradizione dell'impegno dei cattolici e democratici in politica, dei moderati. Questo continuerà a essere il mio impegno a servizio della mia città con grande senso di disponibilità e di responsabilità.